Noi abbiamo una crescita costante, lenta, che per carità ci permette di essere molto più reattivi e più performanti nelle curve, ma c'è. Arriveremo a un punto che se non si ferma avremo la difficoltà di far trovare un letto libero all'ultimo paziente che ci chiede il letto. Da un lato la lotta prima a ridurre e quindi a fermare il contagio da coronavirus, un impegno che oltre alle istituzioni regionali, con un fitto controllo degli eventuali positivi attraverso i tamponi, la consegna delle mascherine protettive e le verifiche delle condizioni di sicurezza nelle aziende, coinvolge anche tutti i cittadini, chiamati ancora una volta a rimanere a casa a meno di necessità improrogabili. Ma dall'altra anche un impegno da parte della Regione a seguire una programmazione scrupolosa delle postazioni di cura. L'emergenza è quella di creare dei posti letto di terapia intensiva, ne abbiamo già 825, ce li abbiamo sulla carta e siamo in attesa di un carico di 50 respiratori che abbiamo comprato in Svizzera, che è per strada, se qualcuno non ce lo blocca per strada ha già passato Milano, e sono 50 nuove speranze di vita. Da subito abbiamo chiesto in tutte le riunioni 200 respiratori al governo, quindi alla protezione civile. Ad oggi ne sono arrivati una cinquantina, poco meno una cinquantina, ad oggi dopo un mese. In Veneto ci sono quasi 6.000 positivi accertati e 16.200 persone in isolamento. I ricoverati sono oltre 1.600, più di 300 in terapia intensiva. Il picco massimo dei contagi è previsto per metà aprile. L'arrivo dei respiratori è quindi fondamentale nella programmazione della Regione. Per questo si sta provvedendo anche al prelievo dei respiratori in uso dai veterinari. La parte meccanica e i respiratori negli studi veterinari sono tutti per uso umano. Ovvio che poi utilizzano dei cateteri, dei tubi che sono rapportati alle trachee e quindi alle anatomie animali, però sono assolutamente respiratori che sono efficienti, e quindi abbiamo un censimento dei respiratori, in via prudenziale cominciamo a raccogliere anche quelli.